Tratalias è un piccolo centro agricolo a pochi chilometri da Carbonia, 1200 abitanti che in questi giorni vivono con gioia la realizzazione del progetto del nuovo paese. L'amministrazione comunale, guidata da una giunta con PSI, Partito Comunista e Indipendenti di Sinistra, ha consegnato i lavori per il completamento del nuovo centro abitato. Tra qualche anno, appena cioè saranno costruiti gli ultimi 130 alloggi, tutti gli abitanti verranno trasferiti e il vecchio paese sarà abbandonato definitivamente. La costruzione del nuovo paese è stata causata dalla presenza della diga, chiusa nel 1956. Da allora continue infiltrazioni d'acqua nelle falde superficiali di terreno hanno reso le case inabitabili. Per quasi 30 anni la popolazione ha patito i disagi conseguenti questo stato di cose: umidità negli alloggi, muffa agli infissi, freddo e malattie, soprattutto per i piccoli e gli anziani. Quando la diga venne completata, altri due stazi, Palmas, frazione di San Giovanni su Ergiu, e Villa Rios, frazione di Giba, vennero subito ricostruiti in un punto più salubre, ma per Tratalias la trafila fu più lunga e complessa, come ci spiega il sindaco Amedeo Zara. Qual è lo sforzo che ha fatto la vostra amministrazione comunale in tutti questi anni per ricostruire il paese? Ma lo sforzo è stato grandissimo. Se si pensa che per un piccolo paese come Tratalias, che ha iniziato la lotta dal 1960, solo nel 70 si è potuta iniziare l'opera. Abbiamo potuto espropriare con i primi fondi della Rinascita l'intero terreno, 40 ettari circa. E con lo stesso intervento abbiamo potuto fare il primo lotto di 38 case regionali. Poi successivamente l'IACP e la regione sono intervenuti per circa metà paese, per circa 120 casi, più il municipio, le scuole medie, il centro commerciale e altre varie opere. Le campagne di Tratalias offrono uno dei paesaggi più suggestivi del Sulcis. A poca distanza dal mare, si trova infatti solo a qualche chilometro dall'isola di Sant'Antioco, si gode il panorama della collina e quello del lago, grazie alla presenza dell'invaso artificiale. Certo, la costruzione del bacino ha reso incalcolabili vantaggi all'economia agricola dei centri della zona, anche se è stato necessario provvedere alla realizzazione di importanti modifiche nell'assetto del territorio. La maggioranza della popolazione comunque è pienamente soddisfatta. Le piace il paese nuovo? Mi piace molto. Dove abita lei adesso? Io non ce l'ho già la casa, nuova. Come si... Numero 18. Come si stava nella sua vecchia casa prima? Male. Perché? Perché è sempre bagnata di acqua, c'è l'acqua. Lei abita nel paese nuovo? No, vecchio. E come si trova? Mi trovo bene anche nel vecchio per adesso. La casa mia è nuova, capito? Insomma, non mi trovo male. Le piace il paese nuovo? Sì che mi piace. È più bello di quello che avevate prima? Certo, sarà più bello quando sarà costruito. Per adesso per me non è costruito ancora, è nuovo. La sua casa ce l'ha già? No, ce l'ho, sì, a casa nel paese vecchio ce l'ho. Nel paese nuovo come sarà? Sarà più piccola di quella che ho. Quindi non è soddisfatto? No, non sono soddisfatto. Perché per soddisfatto, almeno se non si poteva fare più grande questa benedetta di casa, quello che rimaneva si doveva pagare come vale una nuova. Se non me la fanno, se uno è così. Signora, è contenta del paese nuovo? Le piace? È bello? Sì, mi piace, è bello perché è pulito e dove siamo stiamo male perché c'è l'umidità che non si può abitare. Com'è la sua vecchia casa? La vecchia casa è in condizioni abitabili, sì, ma siccome è scoperta e c'è l'umidità che non si può vivere, in cortile c'è ogni razza di erba dell'umidità. Pensa che starete meglio tutti quanti insieme nel paese nuovo? Pensiamo che stiamo meglio. Non vi dispiace abbandonare la vostra vecchia casa? Di un modo mi dispiace, ma di un altro no, mi dispiace perché sarà una casa nuova se me la fanno con me, perché è grande la casa mia. Signore, lei è contenta del nuovo paese? Le piace? Sì che mi piace il nuovo paese. Non trova che sia molto moderno rispetto a quello che avevate prima? Certo che è più moderno, perché dove siamo in mezzo all'acqua. Ci passa l'acqua da una parte e dall'altra, dell'acqua che abbiamo e tutto. E stiamo male. Peraltro
Se avevano fatto le fogne magari non si interessava niente lo stesso. Lei pensa che starete meglio nel nuovo paese, sia i giovani che i bambini, gli anziani? Certo l'avvenire, perché questa qui si allarga di più la cosa, sempre in mezzo all'acqua. Che cosa vi manca adesso di più, visto che il paese nuovo c'è? Vi manca qualche altra cosa? Ah, il lavoro ci manca. Signora, il lavoro, signora, signorina, il lavoro ci manca, questo ci manca per i ragazzi e per i giovani, perché c'è troppa disoccupazione. Sei contento del paese nuovo? Sì, un po'. Ti piace? Sì. Cos'è che ti piace di più? La scuola, il municipio, che cosa? Il municipio. E perché il municipio? Perché la scuola non mi trovo molto bene. Ah, ho capito. E a te piace il nuovo paese? Sì, sì, abbastanza. Dove abitavi tu prima? No, io abito ancora giù al paese vecchio. E com'è la tua casa? Si sta abbastanza bene, non come quelle che hanno già trasferito. Per me mi piace più il paese vecchio perché qui ancora non c'è quasi niente. Beh, ma quando sarete tutti qui sarà diverso. Sì, sarà più bello qui. Da sottolineare che ogni passo compiuto dalle varie amministrazioni per la rifondazione di Trattalias è stato discusso con la gente nel corso di affollate e animatissime assemblee. Anche i criteri di costruzione, sotto la guida dell'ingegnere Giuseppe Casciu, redattore del progetto di massima per conto della Regione, sono stati esaminati dalla popolazione in modo da evitare il sorgere di conflitti e la lesione dei diritti di ciascuno. Siete soddisfatti di quello che avete fatto? La popolazione è contenta delle nuove case e anche della nuova struttura che ha questo paese così moderno rispetto a quello di prima? Ma certamente paragonare queste nuove costruzioni al vecchio centro è una cosa assurda, anche se nel vecchio centro ognuno di noi lascia tanti ricordi di infanzia e tanti problemi anche amari. Comunque quando non ci si può stare in una casa del genere è meglio abbandonarla, anche se a malincuore. È importante secondo lei che un piccolo comune come il vostro sia riuscito a porsi nei confronti degli altri enti per realizzare tutte queste cose? Ma è importantissimo, questa delega richiesta da questo piccolo comune e concessa dalla Regione a questo punto ci fa sentire anche molto orgogliosi, perché mi sembra che è la prima volta che in Sardegna si verifica un caso del genere. Una delega ampia concessa dalla giunta regionale sia per il progetto di massima, sia per i progetti esecutivi e relativi espropri e anche per l'appalto. Ora, inizialmente eravamo anche noi molto preoccupati, ma visto come vanno le cose è una grossissima soddisfazione per noi. Il nuovo paese rappresenta adesso un enorme balzo in avanti nelle condizioni sociali ed economiche della piccola comunità. Si spera infatti di affiancare alla tradizione agricola l'attività commerciale con l'apertura di negozi moderni ed efficienti, la fornitura di servizi adeguati e la realizzazione di laboratori artigiani. Cosa ne sarà adesso del vecchio paese di Trattalias? Il vecchio paese verrà totalmente demolito ad eccezione di questa bellissima chiesa che abbiamo giù all'ingresso del paese. Verrà totalmente demolito e poi adibito a forestazione. Insomma, del vecchio Trattalias resterà in piedi solo l'antica bellissima chiesa. L'ambizione degli abitanti è quella di riuscire a portare anche quella nel nuovo paese, scomponendola in blocchi e poi ricostruendola. Ma è un progetto, ha risposto la Regione Sarda, per il quale occorrerebbero oltre 13 miliardi di lire.